l'energia dappertutto. La stella sul cuore era sempre più luminosa. I capelli divenivano verdi foglie, il corpo un robusto tronco, le braccia enormi ramificazioni, i piedi forti radici. Si era trasformato in un maestoso olmo gigantesco. Era diventato un magnifico albero bambino. Gli alberi bambini sono i protettori delle diverse culture di tutto il mondo. C'è il baobab africano, la sequoia americana, l'ulivo greco, il salice giapponese, la betulla norvegese. Questi grandi alberi scrutano l'orizzonte e fanno in modo che la nebbia della nera dimenticanza non possa più tornare. Ma c'è un giorno all'anno in cui gli alberi bambini lasciano i loro rispettivi popoli per incontrarsi in un luogo che nessuno conosce. Ogni albero porta con sé un sacchetto della propria terra e lo scambia con quello di un altro albero, di modo che tutti al tramonto possano tornare a casa con un sacchetto diverso. Gli alberi bambini sanno infatti benissimo che per vincere la nebbia nera non bisogna rimanere in stretti confini, ma conoscere le altre culture, formando una terra multiforme e multicolore. Sanno bene che la guerra è errore oltre che orrore. La nebbia nera non è nient'altro che la guerra. Gioca sulle differenze per appiattire, rendere tutti uguali sotto piogge di sangue e di morte. Scambiamoci le idee, scambiamoci la terra. E non ci sarà più né luogo giusto né luogo sbagliato. Siamo tutti alberi bambini. Ascolta le tue radici. Si è fatto tardi. L'enciarma, la storia dell'albero bambino è giunta alla fine. Ancora una ninna nanna, bisbiglia Esther con gli occhi socchiusi. Esther è felice. Ora comodamente adagiato sotto le coperte, con la mamma e il papà che cantano una ninna nanna, immagina, sogna. Ma cosa ci faccio in pigiama sulla cima del Monte Matto? Il salvanotte suona a fibre, i cinghiali ballano, Marencio galoppa, la bimba corre, la gente canta, le fate volano e una grossa stella a 7